Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Palermo ancora sommersa dai rifiuti, corsa contro il tempo per fare fronte all'emergenza, previsto un aumento delle ditte private per la raccolta. Il sindaco La Galla rimanda a fine anno una valutazione sul futuro della RAP. La siccità è ancora il tema centrale di questi giorni. Agricoltori esasperati, sit-in della Coldiretti a Palermo, proteste a oltranza mentre si abbassa il livello dei laghi, centinaia di pesci morti al Biviere di Gela, dove l'acqua è verde torbido. A Messina è divieto di balneazione sulla riviera nord della città, la più frequentata dai turisti. Il motivo è legato alla presenza di batteri oltre il limite della soglia consentita. Il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina rimarrà aperto almeno per un altro anno. La decisione del Ministero della Salute, soddisfatti i genitori dei piccoli pazienti, è il primario, anche se l'obiettivo è il mantenimento definitivo. Catania, la cenere vulcanica ostruisce anche i tombini, preoccupazione per il rischio allagamenti durante le future piogge. Palermo ricorda il giudice Rocco Chinnici, a 41 anni dalla strage di via Pipitone Federico, padre del pool antimafia. Fondamentale resta il suo contributo nella lotta a una Cosa Nostra sempre più transnazionale. Calciomercato, Brunori resta al Palermo, il Catania in campo prima di tutti, punta a sfoltire la rosa in attesa di concretizzare altri colpi in entrata. E come avete sentito dai titoli, una Palermo ancora sommersa dai rifiuti, corsa contro il tempo per fare fronte all'emergenza. È previsto un aumento delle ditte private per la raccolta. Il sindaco La Galla intanto rimanda a fine anno una valutazione sul futuro della RAP, ma ci fa il punto Adelaide Barbagallo. L'estate incalza e a Palermo, sempre più soffocata dai rifiuti, e corsa contro il tempo per cancellare lo scempio di discariche a cielo aperto. Pessima cartolina per una città affollata di turisti. La situazione è gravissima e Giuseppe Todaro, presidente della RAP, la partecipata del comune, non lo nasconde. L'azienda è in profondo rosso, a corto di personale e di risorse economiche. Nel 2013 poteva contare su 2.600 dipendenti, ora solo su 1.500. Affiora l'ipotesi di reclutare ogni dipendente disponibile, compresi officine e uffici. Intanto a metà agosto arriveranno i nuovi 50 assunti, altri 50 a settembre. Lo annuncia il sindaco Roberto La Galla. Abbiamo investito in mezzi, abbiamo avviato con la gradualità che è inevitabile per effetto delle lentezze burocratiche il reclutamento di nuovi operatori. I primi 50 saranno già reclutati nei prossimi giorni. Disposto anche l'aumento delle ditte private, adesso saranno 9 e toglieranno dalla strada il 25% dei rifiuti. Il sindaco rimanda a fine anno la valutazione sull'operato della RAP e il futuro della partecipata. Nel frattempo si vigilerà anche per prevenire fenomeni di inciviltà. A partire da questa stessa settimana saranno intensificati i raccordi tra RAP, Polizia Municipale e Polizia Provinciale per il controllo delle discariche abusive e la prevenzione del rilascio irregolare dei rifiuti. La questione rifiuti di Palermo sarà portata sul tavolo della prefettura. Lo stato di emergenza sanitaria farebbe scattare i poteri speciali previsti dal commissariamento. E rimaniamo a Palermo, dove gli agricoltori della Coldiretti hanno formato un presidio davanti alla presidenza della regione in piazza Indipendenza. In centinaia manifestano a oltranza in attesa di risposte dal governo su crisi idrica e siccità. Marco Gullà. Ad oltranza, fino a quando non avranno risposte, gli agricoltori tornano in piazza, precisamente davanti Palazzo d'Orleans a Palermo. Dal governo regionale attendono interventi concreti già approvati dal presidente Renato Schifani dopo la grande manifestazione Coldiretti del 28 maggio scorso, ma ad oggi mai attuati. La creazione di consulte per quanto riguarda i consorzi di bonifica affinché gli agricoltori possano essere di supporto in un momento così complicato per la migliore gestione dell'acqua, della poca acqua disponibile. La creazione ufficiale di quello che è il tavolo politico per le emergenze. Intanto la Regione Sicilia semplifica e accelera le procedure per il rilascio delle autorizzazioni all'attingimento di acqua per uso non domestico, riducendo l'iter da 60 a 5 giorni. Con questa direttiva, ha detto l'assessore regionale Aricò, intendiamo supportare le aziende agricole e zootecniche dell'isola, permettendo loro di accedere rapidamente alle risorse idriche necessarie per la continuità delle loro attività.
attività produttive, crisi idrica che porta tensioni come a Sciacca, dove il sindaco punta il dito contro AICA, l'azienda che si occupa del servizio idrico nell'Agrigentino. I 2 nuovi pozzi idrici che si stanno realizzando a Sciacca, ha detto il sindaco Fabio Termine, dovranno prima soddisfare il fabbisogno della nostra popolazione e dopo quelli degli altri comuni della provincia. E la siccità provoca anche l'abbassamento del livello dell'acqua nei laghi e al biviere di Gela muoiono i pesci. ARPA e ASPA hanno rimosso le carcasse di quelli di più grosse dimensioni e prelevato alcuni campioni di acqua che da settimane ormai ha assunto anche una colorazione verde torbido. GR Italia. Il biviere sta morendo lentamente. Da mesi ormai la crisi idrica sta amplificando gli effetti dell'inquinamento delle acque, il livello del lago scende e gli inquinanti presenti nell'acqua si concentrano maggiormente, creando una sorta di camera a gas nell'ecosistema. Appena qualche giorno fa si è registrata l'ennesima moria di pesci, circa 1 tonnellata di esemplari di grosse dimensioni sono stati ritrovati sulla superficie del lago della riserva naturale. E così il biviere è chiuso al pubblico da più di una settimana in via precauzionale per proteggere la salute pubblica. La siccità di questi mesi sta peggiorando ulteriormente la situazione. Ad oggi l'acqua non arriva più né dal Ragoleto né dal bacino del Disueri. I livelli del lago sono molto più bassi. Al momento la situazione non è come a Pergusa, ma se si andrà avanti a questo ritmo le conseguenze rischiano di diventare molto gravi, con danni ambientali enormi. Se non si risolve il problema strutturale di avere acqua dal Ragoleto in maniera strutturale, non ci sarà più un lago biviere. Questo deve essere chiaro, noi l'abbiamo scritto in tante salse, ma dopo questa siccità significa, se il prossimo anno non piove oppure non scende acqua dal Monacella, perché non scenderà perché lì ne raccoglie poco, significa che il lago si prosciugherà definitivamente. Il lago adesso va tutelato e mantenuto sui livelli necessari per la salvaguardia di un ecosistema oggi assai fragile. E cambiamo argomento, ci spostiamo a Messina, dove un'ordinanza ha stabilito il divieto di balneazione sulla riviera nord della città, la più frequentata dai turisti. Il motivo è legato alla presenza di batteri oltre il limite della soglia consentita. Francesco Triolo. Oltre 2 chilometri di mare a Messina, dalla spiaggia antistante la chiesa di Grotte fino alla fontana di Paradiso, temporaneamente vietati alla balneazione. A firmare l'ordinanza che vieta il bagno in una delle zone più frequentate della riviera messinese, proprio sullo stretto, dove ampia anche la presenza di lidi e stabilimenti, è stato il sindaco Federico Basile. Tutto nasce dai rilievi dell'ASP dello scorso 23 luglio e segnalati sul portale acque di balneazione del Ministero della Salute, che hanno fatto emergere il superamento del 100% dei limiti massimi di presenza di enterococchi e di Escherichia coli nel mare. L'assessore all'ambiente Francesco Caminini già nella giornata di oggi ha disposto una ispezione degli uomini della Polizia Municipale nella zona per verificare se la contaminazione possa dipendere da eventuali scarichi abusivi in mare, ma l'ispezione ha dato esito negativo. Così l'ordinanza del sindaco, un atto dovuto dopo la comunicazione dell'ASP, mentre il comune ha già stamattina dato incarico ad un laboratorio di analisi privato di prelevare un campione e provvedere alle analisi dell'acqua. Se i risultati dovessero dimostrare che non vi è più alcuna presenza di batteri, il comune potrà chiedere all'ASP di effettuare un nuovo campionamento, perché per il ritorno alla balneazione fa fede solo il risultato delle analisi dell'azienda sanitaria. Oggi, nonostante l'allerta sia suonata già dalla giornata di ieri, erano comunque diverse le persone in spiaggia e in mare proprio in quella zona. Buone notizie per il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, che potrà rimanere in funzione almeno per un altro anno. Il Ministero della Salute infatti ha concesso la proroga fino a luglio del 2025. Soddisfatti i genitori dei piccoli pazienti e il primario, anche se l'obiettivo è ottenere il mantenimento definitivo. Lorena Dolci. Proroga fino al 31 luglio 2025 per il centro di cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale San Vincenzo di Taormina. Un anno di respiro per i genitori dei piccoli pazienti che da tempo portano avanti una mobilitazione con sit-in e proteste per scongiurarne la chiusura. Al loro fianco, in nome della continuità delle cure, anche testimonial di eccellenza. Il centro, gestito in convenzione con l'X Bambin Gesù di Roma, permette intanto alle famiglie di continuare a curarsi vicino casa. Speriamo tutti di arrivare il prima possibile alla deroga per mantenere il reparto, senza una scadenza.
e così garantire un diritto alla salute per i nostri figli. La sfida adesso è la deroga al decreto Balduzzi per non passare di proroga in proroga. La Regione, fa sapere Schifani, in sede di revisione della rete ospedaliera dell'isola, intende confermare i 2 centri di cardiochirurgia pediatrica al momento funzionanti, continuando il dialogo con il governo nazionale, che nel provvedimento ha inserito la struttura come centro di riferimento per l'Africa. Ringraziamo l'estenuante lotta dei genitori e tutti coloro che ci sono stati vicino in un momento così particolare ed unico probabilmente. Prendiamo il senso di grande responsabilità nel impegnarci totalmente nel portare a termine l'assegnazione all'interno del piano Mattei per l'Africa, e questo per noi è un grande segno di privilegio. Soddisfazione per l'accordo anche dal deputato di Fratelli d'Italia e componente della Commissione Affari Sociali Francesco Ciancitto, che ringrazia il governo per la scelta che consente di ridurre la mobilità sanitaria e i disagi per le famiglie siciliane e calabresi. E una notizia riguarda la sanità, che è stato firmato un accordo con il sistema privato convenzionato, 15 milioni di euro per il supporto che il sistema sanitario privato convenzionato darà all'abbattimento delle liste d'attesa, specialmente per i trapianti di midollo osseo e cornea e gli interventi di chirurgia oncologica in Sicilia, nonché per altre prestazioni di ricovero. È uno dei punti dell'accordo tra la Regione e le associazioni dell'ospedalità privata per l'erogazione dei finanziamenti regionali per le prestazioni di ricovero in strutture accreditate e contrattualizzate per il 2024. L'intesa prevede lo stanziamento complessivo di oltre 515 milioni di euro. E cambiamo argomento. Catania fa fatica a liberarsi dalla cenere vulcanica che ha invaso strade e marciapiedi. Continua lo spazzamento, ma a preoccupare sono anche i tanti tombini ostruiti per il pericolo allagamenti quando arriverà la pioggia. Adelaide Barbagallo. Cosa accadrà a Catania alle prime piogge? Lo stato di molti tombini è questo: sono totalmente ostruiti dalla cenere vulcanica. Dove e come defluirà l'acqua? Quale altra emergenza dovrà vivere la città? La sabbia nera continua ad annerire strade e marciapiedi. Lo spazzamento dalle 22 alle 4 del mattino continua, ma i risultati in molti quartieri sono questi. In via Plebiscito la spazzatrice è da poche ore passata, ma le aree dove parcheggiano le auto sono ancora pieni di cenere che il primo vento porterà altrove, vanificando quel che è stato fatto. Va un po' meglio in Corso Italia e viale Regina Margherita. Inutile dirlo, e lo precisa anche il direttore della Gema, in certe strade si dovrà tornare ancora ed ancora, ma intanto si va lì dove i cumuli non sono stati per niente rimossi. Ci sono interi quartieri, tra questi Canalicchio e Barriera, che ancora attendono. Sono 30 le spazzatrici impegnate, ma si deve pensare anche allo spazzamento ordinario per portare via carte e rifiuti dalle strade nei cui marciapiedi giacciono ancora sacchi pieni di cenere vulcanica. Per il sole e il troppo tempo lasciati all'aperto, molti si sono rotti. Risultato, anche se il marciapiede era stato ripulito, si ritrova di nuovo pieno di cenere. L'amministrazione comunale chiede maggiori impegni e collaborazione ai cittadini, ma questi ultimi si sentono spesso beffati da cartelli di divieto sosta per poi verificare che, nonostante non abbiano parcheggiato nelle aree indicate, queste sono tali e quali al giorno precedente. Si chiama Restate in allerta ed è l'SOS telefonico del sindacato Fillea CGIL di Catania per denunciare violazioni dell'ordinanza della Regione contro il lavoro nei cantieri durante le giornate troppo calde. Giusy Lazzara. Buongiorno, questo è il servizio Restate in allerta dalle ore 9 alle ore 17. Questo è l'SOS telefonico attivo da oggi fino al 31 agosto della Fillea CGIL di Catania. Il presidio è destinato ai lavoratori impegnati nei cantieri sotto il sole rovente che mettono a repentaglio la propria salute. Adesso si può denunciare restando in anonimato e segnalare le condizioni difficili di lavoro. Uno strumento per combattere anche la violazione della recente ordinanza del presidente della regione Schifani, che vieta le attività lavorative all'aperto dalle 12.30 alle 16. Già dall'Angelo venerdì scorso sono cominciate ad arrivare le prime telefonate, quindi è un servizio che i lavoratori attendevano. Noi contatteremo l'azienda per far fermare l'attività. Qualora questo non dovesse avvenire, potremo tranquillamente contattare quelle che sono le forze dell'ordine addette. La tutela della salute e della sicurezza nel lavoro non deve mancare, dice la CGIL, soprattutto d'estate, quando i già pochi controlli degli ispettori diminuiranno per il personale in ferie. Adesso una pausa pubblicitaria.
commemorato oggi a Palermo il giudice Rocco Chinnici, ucciso 41 anni fa nella strage di via Pipitone Federico, in cui persero la vita anche 2 uomini della scorta e il portiere dello stabile. Il suo nome è indissolubilmente legato al pool antimafia da lui voluto. Le sue intuizioni hanno minato dall'interno Cosa Nostra. Senza Rocco Chinnici non ci sarebbe mai stato il pool antimafia, neppure le indagini finanziarie. I mafiosi compresero bene la minaccia rappresentata dal capo dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo e decisero di eliminarlo. Era il 29 luglio del 1983, 41 anni fa, quando una 126 verde imbottita di tritolo esplose mentre il giudice stava per entrare nella sua alfetta blindata. Nell'esplosione persero la vita, oltre a Rocco Chinnici, il maresciallo Mario Trapassi, l'appuntato Salvatore Bartolotta e il portiere dello stabile Stefano Lisacchi. Ad azionare il telecomando il boss di Resuttana Antonio Madonia. Palermo, Misilmeri, Partanna e anche Pavia ricordano l'attentato con una serie di appuntamenti. A Palermo, nel luogo della strage, deposte corone di fiori alla presenza, fra gli altri, della figlia Caterina, europarlamentare di Forza Italia. Le sue innovazioni, all'epoca forse non del tutto comprese, oggi sono patrimonio invece della legislazione europea, e mi riferisco alla cooperazione giudiziaria e delle forze di polizia, lo scambio di informazioni, le misure patrimoniali. Rocco Chinnici diede un contributo importante alla legge Rognoni da Torre sulle misure patrimoniali, sulla confisca, sulla introdurre l'articolo 416 bis del codice penale, cioè l'associazione a delinquere di stampo mafioso, e devo dire che nei 10 anni che ho trascorso al Parlamento europeo e nei prossimi 5 anni io ho portato avanti questo lavoro. Ma Rocco Chinnici era sensibile anche al piano culturale. Lavoro e cultura, diceva, sono le armi più efficaci per combattere la mafia. Sempre più critica la condizione delle carceri siciliane. Il Presidente della Repubblica Mattarella chiede che non diventino luoghi dove si perde la speranza. L'ultimo caso esplosivo è al Malaspina di Palermo, con i giovani detenuti senza cure mediche. Sempre più critica la situazione nelle carceri italiane per i suicidi, il sovraffollamento che ha raggiunto il 130%, la mancanza di cure mediche. Un monito arrivato dal Presidente della Repubblica Mattarella nel ribadire che il carcere non può essere un luogo dove si perde la speranza e non va trasformato in palestra criminale. L'ultimo caso di una condizione che diventa sempre più esplosiva al Malaspina, all'Istituto Penale per Minori di Palermo. Qui le condizioni sono critiche, con 29 minori detenuti, 20 italiani e 9 stranieri. Segnaliamo anche al Malaspina un incremento incredibile di ingressi. L'altro giorno ho incontrato un giovane minorenne che da quasi 2 mesi ha un problema grave alla bocca, nel senso che ha un ascesso, ma ha preoccupazione perché quando aveva 9 anni questo ragazzo ha avuto un tumore che si è curato per 5 anni, ha tolto quasi tutti i denti e adesso è preoccupato perché potrebbe esserci qualche cosa di grave. Ma pensiamo a un ragazzo in una cella da solo a sbattersi la testa al muro per quello che ha. Morire di carcere è la maratona oratoria delle associazioni forense siciliane e dei garanti, che fanno tappa davanti agli istituti penitenziari per sensibilizzare la società civile. Adesso una pausa pubblicitaria, poi torniamo per parlare di calcio. Ultima parte del nostro telegiornale dedicata allo sport, al calcio. Matteo Brunori rompe il silenzio e spiega: è stata un'incomprensione, resto al Palermo. Passo indietro del capitano rosanero e permanenza blindata. Marco Gullà. Io sono fiero di indossare questa maglia, di fare il capitano e di essere entrato nella storia di questo grande club. Una dichiarazione di pace, di tregua. Matteo Brunori resta a Palermo, giura fedeltà ai colori rosanero e prova a chiarire cosa è successo in questi ultimi mesi. A Venezia evidentemente mi sono espresso male. Il mio intento era far passare il messaggio che comunque ci vuole equilibrio, sia quando le cose vanno bene e andranno bene, sia quando le cose vanno meno bene, di avere un equilibrio e di non esaltarsi nel momento di gioia e non deprimersi nel momento magari di delusione. Il Palermo sicuramente andrà in Serie A, è solo questione di tempo.
Pace quindi fatta. Brunori, che aveva comunque chiesto la cessione, ha fatto più di un passo indietro, anche perché di offerte concrete dalla Serie A non ne sono arrivate, e allora rimanere a Palermo era l'unica soluzione appagante. Rosanero, che intanto dopo la vittoria sull'Leicester per 1-0 in amichevole proseguono la preparazione a Manchester. Sabato altra amichevole contro l'Oxford City a concludere la fase 2 del ritiro, poi sarà il momento di preparare gli impegni ufficiali, come quello di domenica 11 agosto a Parma in Coppa Italia. Mercato a breve l'ufficialità dell'ingaggio di Apois dal Nantes. E sono stati resi noti gli orari e le date delle prime 7 giornate di campionato in Serie C. Rossazzurri in campo prima di tutti il 24 agosto. Sul mercato necessario sfoltire la rosa, movimenti anche per Messina e Trapani. Marco Carli. La Lega ha comunicato orario e date delle prime 7 giornate del campionato di Serie C. Il Catania esordisce sabato 24 agosto alle 18 a Potenza col Sorrento. La prima in casa lunedì 2 settembre nel posticipo delle 20:45 con il Benevento. Mercato, chiaro il quadro del futuro per quanto riguarda gli acquisti. Ci saranno 6 nuovi innesti e un gruppo di 24 giocatori. Ma prima va sfoltito l'organico perché il ritiro sono troppi e il Catania lamenta difficoltà nel trovare gli accordi con molti dei procuratori che rappresentano i giocatori che non fanno più parte del progetto. Visto il gran numero di tesserati che è cresciuto dopo il mercato di riparazione di gennaio, il club si potrebbe ritrovare a dover investire una parte del monte ingaggi per liberarsi dei giocatori che non rientrano nei piani fra commissioni e buonuscite. Sugli arrivi, che come detto si sbloccheranno dopo alcune cessioni, Gomez in attacco sembra il più vicino, anche se bisogna limare qualcosa. Interessano da tempo Merola e Lescano. Redan non è facile, ma è un giocatore che piace, così come Golemic, ma non è detto che il Vicenza se ne privi. Welbeck lascerà il club, Ladinetti fra Pontedere Dentella, Marsura verso Ascoli. Per sabato con la Carrarese non facile il recupero di D'Andrea, più di 3.000 gli abbonamenti già staccati. In casa Messina domani scade la deadline stabilita per la trattativa col gruppo americano, difficile che si arrivi ad un accordo. Nel frattempo Franco ha richieste dal Monopoli. Rizzo si allena in gruppo, così come Lia, che dovrebbe sottoscrivere il contratto a breve. La stessa cosa dovrebbero fare il difensore Marino e il centrocampista Garofalo. Il Trapani, sconfitto in amichevole dalla Pianese per 1-0, è premiato per il mercato già fatto. Quasi 2.000 le tessere staccate nella campagna abbonamenti. Marsico, che i Granata avevano prelevato alcune settimane fa dall'Ocriva alla Fidelissandria, mentre il Trapani chiude il ritiro di Cascia, riprenderà a Troina dal 1 agosto. Si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.